Bella raga, ciao a tutti dal commendatore veneziano, siamo a Silverstone, settimo posto in griglia, buon risultato, previsto, c'è sole pieno, quindi molto strano a Silverstone. È arrivato un pezzo importante per l'aerodinamica della macchina e infatti ho visto i risultati, perché comunque settimo posto a Silverstone in qualifica non è male. E niente, andiamo, voglio fare tanti e tanti punti, perché sto mondiale comunque è interessante. Non lo possiamo ancora vincere, ma ci possiamo togliere tante soddisfazioni e preparare la macchina per il prossimo anno. Vai! Vai che si parte. Perez comunque ragazzi quinto in griglia, la Force India c'è. Speriamo in tanta bagarre. Mamma mia. Per fortuna c'è andata no di bava di più. Qua ho rischiato l'incidente grosso, c'è andata di bava. La macchina è perfetta, ok. Abbiamo recuperato 3 posizioni. Ok, è un buon inizio, continua così. Abbiamo addirittura 2 Ferrari ai primi 2 posti, che a Silverstone è veramente una rarità. È un po' la bestia nera della Ferrari Silverstone come Gran Premio. Ricordiamo anche l'incidente di Schumacher nel 99. Ma vabbè, quella è un'altra storia. Vediamo se riusciamo a non perdere tanto contatto con i primi 3. Andiamo a sfruttare un po' la miscela adesso. Dai, comunque abbiamo Ricciardo dietro che può, tra virgolette, rallentare gli altri. Solo che ciao ragazzi, Ferrari e Mercedes sono di un altro pianeta. Ferrari e Mercedes sono ancora di un altro pianeta, qua forse vado lungo, sì, senza forse. Ok. Però non siamo ancora lontani, abbiamo 2 secondi. È chiaro che la nostra gara, finché comunque abbiamo una macchina non così performante a questo livello di difficoltà, è comunque tenere le posizioni e non sbagliare le soste ai box. Anche questa è Formula 1 ragazzi. Più che altro è la Formula 1 moderna. Dobbiamo sperare che non si sia... Se magari una delle 2 Ferrari mi rallenta un attimo Bottas, sarebbe cosa buona e giusta. Però noi non stiamo andando male per il momento, solo che so che la miscela grassa è più semplice. Quella gara è ancora lunghissima. Può succedere di tutto, lo sappiamo, la carriera comendiana è questa. Qua, mamma mia, qua ho rischiato veramente grosso, come attento, eccolo qua, e lo sapevo. Al prossimo errore. Penalità. Dio Cristo. Purtroppo il Kuma questi errori, quando vuole recuperare, quando sforza troppo, mi fa sempre. Tanto fast di Raikkonen, ragazzi, Raikkonen vuole vincere un altro mondiale. Ok, siamo entrati nel terzo giro. Cioè, spaventoso Kimi. Disponibile. Spaventoso Kimi. Mamma mia, Ricciardo è vicinissimo. Diciamo che Silverstone non è una gara favorevolissima, quindi un quarto posto me lo tengo stretto, però tanto andiamo in miscela standard purtroppo. Tanto Hamilton supera Ricciardo e mo so cacchi. Mo son dolori. Se andare a una Ferrari e una Mercedes vuol dire lottare, fare più sorpassi, più tutto. Adesso ancora vedo che faccio fatica ragazzi, e già faccio miracoli, ripeto, con 90 di difficoltà la Force India, vi assicuro che per il Come, per un gondolaro veneziano è veramente dura. In una gara poi iper sfavorevole come Silverstone. Ok, già, cioè Bottas ti ha già mangiato, madonna, 5 secondi, 3 secondi ha preso in un giro praticamente.
Tanto Vettel si fa superare da Bottas. Ma sappiamo che le nostre stagioni si basano su tanti fattori, safety car, ritiri scandalosi, tipo ricordiamo ancora Melbourne o Montreal, cose che solo nel Come succedono. Guarda, ecco qua. Il Cordolo mi ha sfavorito in maniera devastante. Ah, malissimo, quello presa male. E adesso comincia un'altra gara, la gara delle strategie. Non ho proprio il ritmo dei primi. Hamilton chiaramente mi supererà, devo io, cioè, se non mi supera in pista mi supera ai box sicuro. Devo capire che strategia adoperare, sinceramente. Non sarà facile. Non sarà semplice. Diciamo che la nostra reale posizione è quinto, sesto posto secondo me. Dal quarto in su facciamo difficoltà e si vede. Però ho portato a casa anche una vittoria dei podi. Raikkonen è al comando della gara. Sì, lo so. Comunque ho l'obiettivo al settimo posto, quindi insomma sono ampiamente avanti. Qua sbavature. Ragazzi, purtroppo problemi per Perez, non si è ritirato ma ha perso molte posizioni. Non mi box subito perché una usura a gomme veramente spaventosa. Non sarà una gara semplice, ragazzi. Non sarà una gara semplice. Andiamo di medie e vediamo di finire la gara. Vai veloci però, mamma mia. La strategia di gara è completa. No, la Perez è veramente indietro, poverino. Grossi problemi per Perez. Non so neanche se ha fatto la sosta a sto punto. Spero di sì, perché sennò per la costruttori è veramente male. No, ma veramente con tutti i piloti Perez. Che bello. Sono quelle cose belle della vita che danno felicità al mondo. Ok, andiamo di miscela grassa chiaramente e vediamo se riesco a mantenere almeno la quarta piazza, stare davanti a Gigi. Sarà un'impresa disperata, ma proviamoci. Non costa nulla provare. Per il momento nessun ritiro. Non si riesce a mantenere il quarto posto. Quarto o quinto posto è l'obiettivo. Mi rendo conto che di più non posso fare. Mi devo tirare al massimo per perdere il meno possibile. Tanto c'è molta gente ai box. Tanto Perez rimane in pista. Se non rallentatemi per piacere, perché sennò mi girano veramente i maroni. Non ci credo, per guardare la classifica ho fatto un errore madornale. Mamma mia, però sono davanti a Hamilton per guardare la classifica. Che errore, ragazzi. Mi è andata bene che non ho guadagnato, perché se no era penalità sicura. Visto che mi hanno già fatto l'avvertimento, mamma mia, ecco. Il tutorial: non guardare mai la classifica in curva, ragazzi. Questo è un consiglio che vi do da amico proprio. Stavo buttando via la gara. E comunque ero davanti a Hamilton, forse con un vantaggio anche migliore. Pazzesco. Questo desiscuma proprio. Certo che non riuscirei a prendere la Sauber, però mi sta preoccupando. Capisco che Silverstone non è proprio la gara favorevole, però porca miseria, sveglia adesso sono sotto un po' i maroni.
Ok. Non serve neanche l'IRS, lo uso ma non serve neanche. Adesso tieni fermo, tieni, spacca l'alettone di Hamilton, madonna. Non è che noi siamo sportivi. Perez va adesso ai box, mamma mia, che veramente Perez non proprio la gara delle gare. Sergio ai box. Adesso vediamo che non c'è solo Hamilton da vedere, da capire anche Verstappen o comunque altri, per capire se la posizione, se il quarto posto è blindato, anche se Hamilton è vicinissimo. Ecco Ricciardo il problema, Ti scusate. consigliamo di passare al mix 2, carburante al mix 2. Grande come tiene la posizione anche su Ricciardo. Grande manovra qua di Veneziano, due sorpassi importanti. Molto bene. È vero che ho due bestie dietro, però comunque uno ai box un giro dopo, uno 2 giri dopo, quindi il consumo carburante, il consumo gomme sarà simile. Diciamo che la miscela grassa mi ha aiutato qua a tenere la posizione. Sapete che al costruttore faccio punti solo io se salvo i tiri. E non è bene per la sfida con le Red Bull, per consolidare il terzo posto come l'anno scorso. Miscela standard, teniamocela per dopo. E adesso ci vuole un po' di bagarre. Adesso ci vuole un po' di bagarre. Tanto molti vanno ai box. Mamma mia, quasi tutti in realtà. Informazioni su Ricciardo. Sta rallentando. Problemi per Ricciardo. Questa è una bella notizia. Bravo, bene, bene. Sono quelle notizie che fanno bene. Adesso fermami Hamilton. Il distacco dalla vettura che ti precede è 15,7 secondi. Tanto siamo sesti. Però Massa della quadra dei box, secondo me anche il quinto. Secondo me il quarto posto lo teniamo. Questa è la mia modestissima sensazione. Tanto Hamilton supera subito Ricciardo purtroppo. Sì, Ricciardo ha grossi problemi comunque. Meno concorrenti o dietro meglio è. Devo arrivare almeno quarto nel mondiale, l'altro anno quinto, quest'anno quarto, almeno davanti o una Mercedes o una Ferrari, questo è il fottutissimo obiettivo. E siamo ancora tutti abbastanza vicini per il momento, sono quinto, no sesto in realtà perché Perez è davanti a me, però dopo sta gara non credo, salvo mie cavolate. Che basta 17 secondi Pippo. Ok, il quinto, il quarto e il quinto sono i box. Massa è appena rientrato ai box. Ah, sbaglio qua, niente, c'ho errore comendiano. Doppio errore comendiano. Sento un po' la pressione veneziana. Ok, manteniamo il quarto posto, il mio dovere l'ho fatto. Il mio dovere l'ho fatto. Adesso devo cercare di tenere la posizione su Gigi. Se la gara si mantiene così ordinaria sarà un miracolo arrivare quarti, perché sì, Ricciardo mi spaventa meno che ha problemi, però Hamilton ragazzi. Il distacco è 23,1 secondi. Del podio 23 secondi. Che sono un'eternità. Consumo come 14. Attenzione Vettel però è soft, quindi tornerai box ancora che guardo. Ma sono proprio. Guarda, veramente mi girano le scatole, eh. Guarda la pista come stai guidando. Altro errore. Non ci siamo raga, non ci siamo per niente. Si Vettel comunque avrà un vantaggio che sicuramente può fare la sosta.
vado lungo, giro abbastanza da dimenticare. Non è il momento di fare errori, come dai. Purtroppo alla dietro è successo di tutto. Gara alla fine non esaltante, ma è la sfortuna, ho avuto fortuna, nel senso due monoposto probabilmente hanno forato, sicuramente una Renault e una Sauber. Hanno rallentato il gruppetto dietro che è tutto appiccicato, che potete vedere dalla mappa, però non è uscita né la virtual né la safety car, quindi mi ha fatto guadagnare qualcosa e battagliano tra di loro, quindi sono tranquillo per il quarto posto, però proprio non mi ha dato la possibilità di recuperare dei primi tre. E ormai nessun ritiro. Due bandiere gialle mi hanno quantomeno dato un po' di vantaggio, che dietro stanno battagliando Hamilton, Van Dorn e Verstappen. Però è una magra consolazione, insomma. Ero convinto che almeno una delle due bandiere gialle potesse portare una safety car e invece niente. Il gioco non mi vuole bene. Però quarto posto comunque importantissimo in ottica mondiale. Le gomme tengono, carburante c'è, purtroppo è mancato solo l'acuto. C'è Vandorn davanti, veramente dice attenzione, ecco adesso arriva il tiro, serve a niente. È proprio davanti a me, incredibile. Bandiera verde. Pascal Verlaine fuori, ma ormai è inutile. Pascal fuori. Purtroppo però è inutile nei fini della gara. Abbiamo carburante a sufficienza per altri 3 giri. Mi fa piacere. Siamo una gara che alla fine mi porta a un quarto posto pesantissimo, però una gara ordinaria ed è strano per il Cume, perché il Cume sappiamo che ogni gara c'è qualche disastro. No. Ricordiamoci a casa al quarto posto che la scuderia è incontenta e consolidiamo la possibilità di arrivare almeno quarti del mondiale, che sarebbe un sogno irrealizzabile, però se si ritirasse uno dei tre davanti penso che ciao, viene giù lo stadio. Dai cazzo, dai, l'icona in fondo, ho botta su Vettel, uno dei tre. 3 secondi. Era Van Dorn, ragazzi, la McLaren comunque l'ho fatta crescere e le soft fanno comunque il suo dovere rispetto alle medie. Sono venuto per la McLaren, è meglio così, insomma, così Hamilton perde punti. Andiamo di standard, tanto ormai c'è poco da fare. Raikkonen è al comando della gara. Mi fa piacere. Dai, un ritiro davanti, un po' di bava, ne ho già avuta tanta. Ma dammi the final joy, in inglese puro. C'ho ancora tanti, cioè adesso sto anche mollando per carità, però da Ferrari e Mercedes siamo ancora indietro, attenzione, un altro ritiro inutile. Adesso si ritirano tutti. Nico Hülkenberg fuori dai giochi. Nico Hülkenberg fuori dai giochi. Speriamo che Perez possa guadagnare un po' di posizioni, ma la vedo dura, però. Secondo me ha forato anche Hamilton, o comunque problemi anche per Gigi, perché secondo me anche lui come Perez fuori dalla zona punti. Mamma mia, c'è gara incredibile, ma alla fine
mi ha regalato la possibilità di avvicinarmi ai Sei primi. all'ultimo giro. Final lap. Il quarto posto fondamentale. Ci resta abbastanza carburante per un solo giro. Mi fa piacere. Vince Kimi. Ennesima vittoria del finlandese. Comunque qua Silverstone salvabile con un bellissimo quarto posto che mi dà morale per il resto della stagione. La prossima cos'è? Budapest, se non mi ricordo, però potrebbe anche essere. Oh, mi ha preso veramente una bella scoppola però dei primi, Bisogna migliorare tanto, bisogna migliorare ancora tantissimo. Però arriva un ottimo quarto posto. Yes! Hai fatto davvero un Sì, sono ottimo contento, lavoro e sono hai comunque guidato al contento. meglio. Certo che la Ferrari è devastante. Ed eccoli che salgono sul podio da Eccoli qualsiasi qua. parte nel mondo. E ora vediamo come questi risultati La classifica vede Veneziano quinto a 9 punti da Vettel, Raikkonen. mamma mia, Questa siamo è ancora là. seguitori. Comunque Primo 44 posto. punti del Vuole primo, farti quindi una domanda, classifica Luca? bella. Secondo Noi ci te stiamo chi è il più forte consolidando del nella giorno? costruttori, purtroppo, beh, terzi, con già un bel vantaggio sulla Red Bull. No, in realtà siamo messi bene. Dai, va bene, raga, non sono il comando E ora veneziano, questo passiamo ai Cume e questa costruttori Force e per questa guardare Panterona. basta Ci sono, in testa ciao! alla classifica.